Prima tappa? Vigevano, dove abita mia sorella, allora Sì. telefono a mia sorella dico di venire a prenderti. Tempo di percorrenza? Tempi dopo zia, grazie. In canoa purtroppo non si riesce mai a fare la matematica, perché già si pensava in qualche metro cubo d'acqua in più, invece scarseggia. Il Po è altrettanto basso e poi nel Polesine c'è già l'effetto marea, quindi il Po può anche tornare indietro, cioè non che può, torna indietro. Bisogna prendere le maree giuste. Sì, no, anzi, grazie. Io l'ho fatta già 2 volte dal lago di Como, dove abito, e a Pietro abbiamo stilato un programma di circa 50 km di fiume giornaliero, che però si potrebbe migliorare, però è meglio stare con la matematica. Poi anche il tempo. Quindi diciamo una decina di giorni, ecco. Io mediamente ce ne mettevo 6, 7 massimi. 10 giorni, io ho un incontro a Venezia con il sindaco Orsini il 10 di settembre. Noi dovremmo essere, Se tutto va bene, tutto va bene, il venerdì sera in Laguna e il sabato in San Marco, perché in Laguna, cioè in Venezia, non si può campeggiare. Io mi fermavo a Fusina. Allora, io il 10 sono a Venezia, per altre attività amministrative. sarò lì. Se mi chiamate prima, ci vediamo prima. L'idea di questo viaggio è nata 8-9 anni fa, quando ho conosciuto Giampiero, e lui mi parlava un po' di quello che faceva lui, e ho detto chissà che un giorno magari non possa farlo anch'io. Chiaramente gli scopi poi sono cambiati nel tempo, magari se allora l'avrei fatto così tanto per me, oggi sicuramente la mission di questo viaggio è comunque l'altruismo, far conoscere ad altre persone, disabili e non, ma soprattutto magari ragazzi con difficoltà come me, che questa cosa la possiamo fare, e messi nelle giuste condizioni non c'è nulla che non possiamo fare. Quindi è questo, cioè non è la performance quello che cerchiamo, ma quello che cerchiamo è appunto far conoscere le persone che le barriere più grandi sono quelle che ci creiamo noi qua dentro.